Per la nostra escursione sul Monte San Simeone, in Friuli Venezia Giulia, siamo partiti dalla Sella d'Interneppo. Il percorso, molto panoramico e adatto ai ciclisti, inizia dal parcheggio in corrispondenza del bivio tra la strada che porta al Monte Festa e quella che sale al Monte San Simeone. Bisogna seguire la strada per il Monte San Simeone, la quale ha il fondo asfaltato per tutta la sua lunghezza fino al raggiungimento dell'altopiano. Durante la salita si possono ammirare panorami mozzafiato con vista su Bordano, sul Tagliamento e sulla piana del Gemonese. La salita non presenta difficoltà tecniche, ma è parecchio lunga e faticosa. È lunga infatti 11,30 km. Attraversate 9 gallerie si giunge a un punto sosta da dove si possono vedere il centro storico di Venzone e il lago di Cavazzo o dei Tre Comuni. La salita è di 1028 metri e la discesa è di 180 metri. L'altitudine massima raggiunta è di 1209 metri, mentre la minima è di 360 metri. Poco prima di giungere al termine della salita, con una breve deviazione a sinistra, si può visitare la chiesetta dedicata a San Simeone. Una volta arrivati ad un grande prato, possiamo vedere l'area di lancio dei parapendii. Si giunge infine all'altopiano del San Simeone, da cui si gode di una splendida vista. Abbiamo deciso di non proseguire fino alla cima del monte, dato che mancava ancora un'ora e mezza di strada ed iniziava ad essere tardi per il ritorno, ma ci andremo sicuramente un'altra volta. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Seguici anche su Facebook e Instagram.